Amici di Bella Sicilia, buongiorno, benvenuti a Ficare in questo bellissimo borgo. Quest'oggi vi sto presentando un bel piatto, il piatto della pasta dei nebrodi, che è fatta con finocchietto e salsicce dei nebrodi, solite dei nebrodi, molto gustosa e venite a mangiarla. Ma ci sono tante altre sorprese, facciamo ingresso. Entrare ora in altre delizie del nostro bellissimo paese. E guardate quante eccellenze ci aspettano. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Buongiorno. I vostri nomi? Io Rosaria. Io sono Chef Antonio, buongiorno. Cosa ci presentate? Guarda, del semplice pane fritto, da semplice pane ubriaco è molto buono, fatto con del vino, marinato nel vino, poi cotto sempre nel vino molto rosso, alle alici marinate. Come vengono preparate le alici Sono marinate? messe sotto aceto, poi vengono trattate con cura e infine messe con un po' di olio e qualche aroma, tipo le bacche di ginepro o un po' di mentuccia. Queste sono invece a beccafico, sono tipo fatte con pomodorino, sembrano che vengono impanate, fatte al forno, cotte al forno e poi successivamente mettiamo questo pomodorino con i capperi, olive e cipolla. Questo è del pane fritto, tipo quando resta il pane tipo del pane, la pasta del pane. Questa è la zuppa del marinaio, è sempre fatta con fagioli, con cozze e sempre delle spezie nostre. Zuppa del marinaio. Soffermiamoci qualche secondo. Prendiamo in mano questo contenitore. Allora, come viene preparata? Sono fagioli che prima vanno cotte e poi un po' lavorate con le cozze, quindi vengono cucinate con le cozze, si preparano pure dei tocchetti di pane fritto e quindi messi nella zuppa di questi fagioli buoni. E quale di questi sapori preferite? Lasciatelo scritto nei commenti, ma intanto continuiamo. Poi? Noi siamo alla caponata, fatta di verdure, al peperone fatta arrostito e condito con i vari sempre ingredienti, al pane ubriaco l'abbiamo detto prima, e questo qua cudderone. Questa è una ricetta antica, ora la chiamano in tutti i tipi di modi, ma è cudderone una volta, era sempre la pasta del pane che restava, in modo da velocizzare, da consumarlo subito e si imbottiva con tutto quello che si trovava dentro. Questo è fatto con provolone e mortadella, ma si poteva fare con l'acciuga, con il pomodorino semplice, con vari gusti, secondo uno quello che aveva dentro. Quindi non si buttava niente, si consumava tutto e veniva fatto tutto con buon gusto, diciamo. Una specialità più buona dell'altra, cosa possiamo dire di questi piatti? Ma sono tutti buoni, ma ne facciamo anche altri. Abbiamo preparato, oggi abbiamo cercato, lo chef ha preparato delle cosine particolari che sono molto antiche, ma poi facciamo del pesce buonissimo e quindi... Delle spigole cotte a bassa temperatura vengono messe a marinare un paio di ore, poi vengono cotte a bassa temperatura, tipo... Alcune cose sfiziose le facciamo, questo era tanto per dare un esempio di quello che vi possiamo offrire. E prima del brindisi, vediamo qua che c'è una giara enorme. Perché? Perché questo è stato pure per quasi 30 anni pure un frantoio oleario, quindi si faceva dell'ottimo olio che ancora noi continuiamo però in un altro posto, continuiamo a fare l'olio, ma qui è stato per 30 anni un frantoio e questo adesso è l'olio che con tanta esperienza adesso otteniamo. L'altro olificio, l'altro frantoio che ancora oggi c'è, si trova nella Valle Alcantara, a Greniti. Ed il momento del brindisi adesso? Ecco. Ed il momento del brindisi? Per tutti gli amici di Bella Sicilia Onda TV. Poiché con queste pietanze, quale miglior accompagnamento di un buon calice di vino? Un vino prodotto ai piedi dell'Etna. E allora un brindisi ed un saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia. Saluto a tutti gli amici della Sicilia. Complimenti, al prossimo video!